Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, siamo pronti anche oggi con le ultime novità e quindi ritorniamo subito dalle nostre stelle di Radio.0. Ariete, grazie al favore di Marte in Sagittario, gli incontri sentimentali in giornata sono favoriti. Buona probabilità quindi di conoscere chi vi farà battere forte il cuore. Prima però, d'altra parte, di criticare la condotta dei vostri colleghi, perché non pensate di cambiare e migliorare la vostra? Toro, considerate le stelle odierne, sul lavoro dovrete cercare di cavarvela da soli su diversi versanti. Non abbiate dubbi però, armandovi di pazienza ce la farete. Venere in Capricorno vi fa sentire bene oggi, belli ed energici, il vostro charme aumenterà sempre di più. Gemelli, con Marte opposto forse vi sentirete un po' demotivati e pigri, ma l'invito di un amico per un'uscita divertente riaccenderà la vostra energica vitalità, per fortuna. Questo Marte vi farà confrontare con persone molto decise, non state però sempre sulla difensiva. Cancro, rispetto all'economia avrete le spalle coperte, coglierete al volo le buone occasioni che vi verranno offerte per guadagnare di più. Contratti vantaggiosi vi aspettano. Plutone è in opposizione dal Capricorno, dall'altra parte, continua quindi il periodo di forti emozioni e di passioni ardenti. Leone, a causa della luna quadrata alcune seccature metteranno alla prova la vostra tolleranza e intralceranno con qualche malinteso i rapporti con i soci e soprattutto con i superiori. Oggi il partner potrebbe essere particolarmente geloso, capriccioso e crearvi pure qualche contrarietà. Vergine, la Luna, Venere e Urano sono favorevoli in giornata, buona la lucidità mentale, ottima soprattutto la cura dei dettagli, non vi resta che tirarvi su le maniche e darvi da fare. Marte e Giove sono però ostili dall'altra parte, non riuscite a concentrarvi? Sintonizzatevi su ritmi lavorativi più tranquilli magari. Bilancia, con Venere e Plutone avversi, un malinteso creerà agitazione, mandando all'aria i progetti fatti con la persona amata, ma presto tutto verrà chiarito, state tranquilli. Non deludete chi vi vuole bene, aiutando gli altri anche solo con un consiglio starete meglio anche voi, provare per credere. Scorpione, per colpa della luna in Toro il vostro sarà un umore ballerino in giornata, evidenzierà una volubilità di desideri che complicherà la sintonia con la dolce metà anche per voi. Giove però non vi farà mettere in secondo piano da colleghi arrivisti e le vostre capacità saranno finalmente riconosciute. Sagittario, Marte in quadratura a Nettuno vi farà vivere un momento di incertezza, ma con il dialogo e l'empatia riuscirete a non prendere antipatiche cantonate. Mantenete i contatti con i vecchi amici, ma coltivate anche i nuovi legami, magari con persone più anziane. Capricorno, nel vostro cielo il Sole e Nettuno si fondono in un abbraccio romantico e scintillante, ne gioite anche voi, stringendo calorosamente a voi il partner. L'amore quindi procede al top, come potete ben sentire, ma non appiattitevi sulla routine, chi è solo non lasci scappare incontri stuzzicanti. Acquario, con la luna nemica di Mercurio e Saturno sarà difficile impegnarsi con la solita costanza e quando vi concederete una pausa vi sentirete un po' in colpa. Sul lavoro le limitazioni imposte vi saranno un po' strette, sintonizzate i vostri ritmi con quelli dei colleghi. E chiudiamo infine con i pesci. Servitevi dell'intuizione che con il Sole in sestile a Nettuno sembra essere addirittura medianica per conquistare la persona che vi ha fatto innamorare. Marte, lo scavezzacollo, è ancora contrario a Nettuno, badate quindi a non eccedere in impeto e ardore. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, l'appuntamento con le novità è per domani. Intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0